Si terranno quasi sicuramente ad ottobre le elezioni di secondo livello per le ex province siciliane e le aree metropolitane. Non è confermata ufficialmente la notizia, ma da voci di palazzo, il presidente della regione Musumeci, che aveva minacciato la crisi per il mancato voto di fine giugno, e il presidente dell'Arse Gianfranco Miccichè, avrebbero trovato insieme i partiti un accordo per votare ad ottobre. È chiaro adesso che i partiti hanno chiesto un mega rimpasto dopo il risultato elettorale e Musumeci intende procedere solamente alla sostituzione di due assessorati, turismo con un nome vicino a Fratelli d'Italia e beni culturali con un nome di alto profilo. Da un lato le ex province con un blitz in aula ed il rinvio del voto al 2020 continuano ad essere commissariate da anni e vivono un momento economico difficilissimo, quasi di sopravvivenza. Il governatore Musumeci, che aveva assicurato l'elezione dei vertici per rilanciare le ex province, suo cavallo di battaglia, è andato su tutte le furie ed ha minacciato la crisi. Presenteremo un emendamento per ripristinare subito il voto. Per me è un voto di fiducia, aveva detto ai suoi. L'emendamento doveva essere presentato oggi dal gruppo Diventerà Bellissima, ma nel frattempo si sta lavorando ad un'intesa per evitare tensioni. La pace tra Musumeci e Miccichè potrebbe essere siglata con un emendamento che prevede il voto ad ottobre. La tensione rimane alta sul fronte politico del rimpasto con i leader della coalizione che chiedono posti in più in giunta di governo e sostituzioni di uomini. Saverio Romano vorrebbe fare un cambio facendo uscire dalla squadra Totò Cordaro, ufficialmente per dare spazio a forze nuove di cantiere popolare, ma sostanzialmente la motivazione è lo scarso risultato elettorale ottenuto a Palermo. Raffaele Lombardo dell'MPA vuole più spazio, vorrebbe lasciare la famiglia per prendersi i beni culturali e bilancio al posto di Gaetano Armao, che per bocca del commissario del partito azzurro vorrebbe far fuori. Il nome nuovo tra gli autonomisti sarebbe quello di Carmelo Pullara al bilancio. In casa Forza Italia, dove rimane aperta la questione dopo la vittoria di Milazzo sul Romano, il sindaco di Messina Cateno De Luca chiede da tempo spazio, soprattutto dopo l'accordo con Miccichè, e vorrebbe indicare un assessore in squadra. Peppe Picciolo di Sicilia Futura e vicino a Cateno De Luca è il nome di cui si parla. Vedremo nelle prossime ore decisive come andrà a finire la partita, mentre la Sicilia continua a galleggiare tra i suoi 1000 problemi e le sue infinite emergenze.